Comunque, l'assemblea elettorale deve cambiare. Però, c'è causa tu sono anni deve votare tutto. C'è causa di essere unanime no, provvisoriamente. Che non dite in me l'assemblea elettorale in casa trotta. Che non si ci ha si vindicare tutto, non di me manco usare trotta. Non ha un'aula legata, non ha tutte due cose diverse e uguali. O lui. Fisio Pilleri, non cambia niente. Posso Io qui rappresento CSS. sì, la Io potevo venire a scegliere, che come sapete non è un partito politico, è un sindacato, secondo me l'unico sindacato in Sardegna, perché da quando è nato, cioè circa 40 anni fa, ha sempre rappresentato gli interessi non solo dei lavoratori ma anche del territorio della Sardegna, con una sensibilità particolare anche per i problemi dell'ambiente, per i problemi sociali, eccetera. Perché parlo a nome della Confederazione Sindacale Sarda? Perché la Confederazione Sindacale Sarda in questa vicenda, io poi personalmente sono un indipendentista fin dal 1973 quando aderì per la prima volta al suo Plus Sardu, no? Ma la Confederazione Sindacale Sarda anche in questa vicenda, di questo discorso aperto tra le forze indipendentiste e non solo che si spera, svolge una funzione secondo me importante, cioè mette a disposizione il campo di gioco, perché noi siamo un sindacato e con molti di questi interlocutori siamo già in contatto, perché essendo appunto il nostro fine anche occuparci del territorio oltre che dei lavoratori e occuparci della cultura sarda, della difesa del nostro core business, se così si può dire. E quindi abbiamo messo a disposizione sempre e in particolare da quando abbiamo la nostra sede, quindi in qualsiasi circostanza possiamo mettere a disposizione di una discussione che vada in questa direzione, che è quella che ci interessa. Poi per il resto io ho sentito con interesse tutti gli interventi e sono abbastanza d'accordo con Claudia, che ha cercato già di sintetizzare in qualche modo, dicendo che non possiamo permetterci di non combattere in questo momento, perché sono assolutamente d'accordo, stiamo vivendo un momento veramente tragico per la Sardegna. Io dico che si sta preparando sia il nemico, e il nemico non è più neanche quello tradizionale che noi indipendenzisti abbiamo sempre detto, lo Stato italiano, è peggio. Il nemico adesso è il sistema Italia, perché oltre l'apparato vero e proprio dello Stato abbiamo tutti gli enti, il mondo della finanza, l'ENI, l'Enel, gli stati stranieri, gli interessi multinazionali, ce li abbiamo tutti addosso e tutti addosso alla Sardegna, e ripeto, si sta preparando la soluzione finale. Io ho partecipato, perché ci invitano come Confederazione Sindacale Sarda, a tutta una serie di dibattiti locali sul tema della speculazione energetica, di questa terribile occupazione che abbiamo incombente proprio, perché è già iniziata, soprattutto grazie all'assenza totale della regione, e non dico della maggioranza, che oltre che assenza non è un'assenza casuale, complicità, diciamo, complicità bella e buona di gente che è in affari pronta lì a raccogliere le briciole, no? Ma l'opposizione pure, perché io ho sentito a Sanduri una rappresentante dell'opposizione, consigliere regionale, non so neanche come si chiami e tutto sommato non mi interessa, venire a dire convocateci, vi ascoltiamo. Siamo in ritardo, sì, a me ha dato un fastidio enorme.
ha suscitato l'indignazione anche del pubblico, però a me ha dato un fastidio enorme perché siamo all'ultimo minuto di gioco. Ci serve il Pavoletti della situazione, se qualcuno... Siamo all'ultimo minuto di gioco e ci stanno veramente passando il conto definitivo per sotterrare il nome, perché io ho visto in quella circostanza proprio a San Luria hanno proiettato un'immagine molto efficace della mappa degli insediamenti sulla Sardegna. Allora, le aree della Sardegna sono in tutte queste aree è prevista l'occupazione per terra, poi ci sono anche per mare, eccetera, eccetera. Quello era solo l'eolico. Solo l'eolico terrestre. Tutte le aree, tranne alcune, quelle di cui non è prevista l'occupazione con le pale eoliche sono i demani militari e le aree degradate industriali. Quelle sono già occupate, quindi non le vogliono tutto il resto. Tutto il resto. Allora, di fronte a una cosa del genere non si può evitare di combattere. Perderemo anche, ma non si può evitare di combattere. E io dico, e anche qui sono d'accordo ancora una volta con Claudia, che di fronte a un pericolo di questo genere veramente sarebbe necessario fare un fronte di liberazione nazionale, chiamiamolo. E ci si ricorre a qualsiasi mezzo. Io sto cercando di sostenere la battaglia generosa di chi dice cambiamo questo minimo alla legge elettorale per renderla meno oscena. Ma sappiamo già che questo tentativo fallirà perché questa gente è compromessa, è incapace, è in malafede, tutto quello che vogliamo. E allora io dico che a quel punto lì noi dobbiamo batterci anche con i mezzi che questa legge elettorale infame ci rende comunque disponibili. Perché si è dimostrato, e lo sanno tutti gli osservatori della politica, che in Sardegna per vincere ci vuole una golden share, come si chiama. Questa golden share è data dal mondo sardista nel suo insieme, indipendentista, eccetera, eccetera. Il problema è che noi, da perfetti, non dico idioti, perché poi quello che ha prevalso anche in questi casi sono le ambizioni personali, i tornaconti, Michela Murgia 3 liste riesce a disperdere l'8-9% di voti, poi il turno successivo passano 5 anni, Scrammentà no, Pili con Manichedda e Pili e Manichedda con Murgia, 3 liste e siamo da capo. Cioè il 5% di questa legge infame è il minimo che noi possiamo raggiungere solo unendoci. Questa riunione di oggi è il più importante fatto politico per il fatto che avviene, che si è verificato in Sardegna negli ultimi mesi, il più importante fatto politico. Se noi ci facciamo una foto di gruppo, magari di fronte al santuario di Santa Vittoria, se noi ci facciamo una foto di gruppo e la mandiamo in giro, e quello è un fatto politico. E questi che fanno? La mandiamo, come primo indirizzo metterei la Digos, giusto per dare un'informazione. In ogni caso, io dico perché che poi, scusate, dico anche un'eresia, perché io dal partito Sardo d'Azione mi hanno mandato via non per primo, per secondo, perché il primo era sotto Bagnino parecchi anni prima, per secondo, ma ce l'abbiamo mandato via 35 anni fa, una cosa del genere. E quindi, ma anche gli indipendentisti mi hanno guardato sempre con sospetto, devo dire la verità, nel mondo indipendentista, perché tavoli, trattative ne abbiamo fatte tante,
e magari non sono andate bene, e mi hanno guardato anche con sospetto, perché io ho sempre detto che qualche cosa dovevamo cedere, fare una trattativa, fare anche degli accordi semmai. Allora, accordi con chi? Con forze politiche italiane? No. Col potere attuale? Neppure, perché ha fatto tante di quelle puttanate che in questi 4 anni di gestione di questa abbiamo fatto molti passi indietro da tutti i punti di vista, compresa l'autonomia, sta tutt'altro che studiare lo statuto. Ci hanno portato via anche quel poco che c'era d'autonomia, compreso il territorio che ce l'avevano già espropriato, adesso stanno espropriando tutto il resto, mare compreso, compresa l'identità, perché riusciamo con difficoltà a combattere, ma io ho studiato in italiano, parlo più veloce in italiano che in sardo, anche se lo capisco perfettamente, per cui se non devo dilungarmi troppo sono costretto a parlare in italiano per dire molte cose. Quindi tutti i problemi sui quali dobbiamo lavorare, e dobbiamo lavorare noi. Sicuramente non possiamo delegare questo a nessuno, però dico, la prima cosa da fare è mettere insieme tutte le forze. Poi si può anche andare a, io dico è un'eresia, andare a parlare, a confrontarsi con chi pretende di governare e di utilizzare per governare la golden share, che non magari spaccandoci, magari un pezzettino me lo prendo io, un pezzettino te lo prendi tu e così fuori tutti. No, noi siamo tutti assieme e trattiamo a muso duro. Dico, se abbiamo quella forza, tu vuoi vincere, allora ti devi mettere d'accordo con me su tutto. Questo è quello che è la mia proposta. Poi, grazie. No, Bettina mi pare che bello. Bettina? E noi sei? Non ti vedo. Ok. Bettina. Grazie a me, questa cosa di noi ci obbligha da un accordo di Gustavo. Bettina, spostati un sacco. Anna bene. Devo parto con una pregunta. Caso sto preoccupato di noi. Un disegno usando questa cabasa indipendentismo, si storia dell'Unione Nosu e del porto umano, ma la generazione mia arriva dal Pago Vago Brosinanzi, tanto devo parlare di una cosa che andava un po' in soffitto prima. È cresciuto l'indipendentismo in questi anni. A un disegno arrivato e poi adesso questo fatto che andate a trovare in questa scuola che i giovani sono più differenti in questo tempo. Ma che noi non teniamo il contenuto del suo vita in conca di avere, però magari delle famiglie da lavoro, che a due punti vende questa regione, che noi, o cose cambiano, o si spacciano su tutto. Ma che noi dichiarato indipendentista, la famiglia mia non è indipendentista, però punta a riprendere a pago. Può dire che questa maniera nostra di regionale, che è un vago di disespero, non tieni presente questa cosa, che la gente cresce davvero, però è cicchia. E noi che sul punto di vista su chi vanno in dispolitico su questa regione, non andava proprio. Cioè noi si consideriamo nessuno dei altri, su che tenevamo sul 60%, chi noi imbucano, chi non vota. No. E tanto mi permetto di dire, scusate, ma non devo essere uno depressivo, perché non è proprio una maniera buona di si presentare a questa gente. Chi cominciava a dire che questo non andava bene, con l'altro è che se io sono inghiriato, se io sono morto, devo dire in un'altra maniera, ma che tende su un'altra utopia.
ma depois seguire, mancai a lei elettorale, la combattevo su certo, ma depois tirare in avanti, devo seguire questa cosa. Poi te lo sperdio proprio, sta a mano dessa gente. E si faccio un esempio che è ultimo dessa manifestata contro queste basi militari in Castello, quando io sono ragionando sul progetto organizzativo io sono bene in strada Valeuso, due possibilità. Una, già il poeta piazza San Bartolomeo. E i si blocca, si calanta una macchina, ti cassa dentro questa macchina, a me la gente che fa i casini, una contro i militari, a 46 in macchina e tu non hai relazione. Questa idea è stata passata del suo letto, in mezzo antiparcheggiante e a un disdavarra testa fino a mano, a vigare sui soli. Devi toccare questa gente, devi ragionare, devi lasciare questa cosa che è tra questa bregungia, questa mandronenza, massa di moglie puro. E ho sperdio gusto come è stato. Tanto mi permetto di dire, come hanno Bainzu che non si poteva permettere di essere antipoetico. Si comprende? Che non si usa antipoetico e si lasciava questa emozione. E si può usare chi deve di una cosa, è sa poesia, è su poetico, è su tira s'animo e questo. Che non si parlava in questa lingua che ancora è stagnante, questa politica eccia e che non è ancora imboccata in questa noa, che non ha cambiato questa lingua a questa politica, non rende sceso. Il popolo che tiene senato non è un popolo italiano, è il popolo che tiene di un altro sentito, un'altra maniera di vivere. E tanto che non ha agattato su queste emozioni, questa regione del Bainzo, non si è sperdio. E donare vita, quando ha ragionato in questa scuola con gli spicciocchi, ma pure con le famiglie, sa? Chi lui ha ragionato in italiano, tu vedi subito come questa reazione. Chi lui che si chiama sensato, è su un altro mondo. Tanto tenevo una prenda a mano che sta in suo corpo di ognuno è nostro, ma noi non abbiamo fatto tocca entro. Se si ancora ragionando con questa lingua che è politica, burocratica, che non sa pesato in tutto questo anno. Quando dopo di sinistra e destra, questa gioventù ha pensato a un dì quando hai noi, poi venendo sul comunitarismo della famiglia mia, in Sardara e Sorgono, a Pupiuno Paolo come sta ragionando smando. E tanto ha fatto un discorso che è questo, che deve facciare una puncia da un muro, pico sul martello, sbaglio, e mi seguo sul dito e sa mano manca. Noi che questa si vendica e caduta in questa puncia con questa mano destra e tiro un'altra martellata, no, non la faccio per vendetta, poi te si corpo uno, e tanto dico di questa e più di quest'altra puncia. Ma quando fu più questo corpo non è italiano. Il suo corpo non è italiano, il suo corpo è sardo e non si è fatto di animo. Chi su sardo tiene di quest'animo stroccivo non ci dà fare, ma non andate a mi manca a votare, voi hanno dato di un esempio. Non si sbagliamo, me da volta, se ci si è sbagliato, autodeterminazione, altro sul momento, no? Però si sbagliamo in questo senso, si servono questo esempio, il te. Abbiamo sempre sbagliato, non è che ho sbagliato la metodologia, perché a ragionare questa cosa che ci fai meglio in Sardegna, come io questa dubbio si scuola, come ti dicevo. E ho sbagliato questa decisione finale di una persona che poteva essere un esempio. E questo. Ma non sul fatto metodologico del suo desiderio di si unire. Questo è sempre stato sta prendendo a mano nel suo pulsato, quando c'è sta prendendo una cosa è cambiata pure. Per me si danno in questo anno che sono spartiti in Castello, in via Nuoro, quando tu narrasti l'indipendentismo sul 2013-2012, tu potevi essere terrorista. Non si castianza commenta manco in Castello, e nessuno si è spartito con Giuseppe Carboni, le aste, tutto ciò che ho fatto. Tanto si emoziona e questa del fai cosa, sa.
ma non fai cose da chi crea da questa mesa piatta in su cuore su sardo. No, non si poteva permettere di essere antipoetico su me. E si fa un esempio in noi lavoro. E ho spostato 10 anni in questa scuola, poi ci hanno iniziato a fare zamurra sarda in questa scuola. Poi te proibia, poi te sarei ancora presente in questo arreggio del 1924, mi pare, poi te arrivando a Carabinieri, ci ho spostato 10 anni a convincere a noi che Samurra non è un gioco. Samurra è un'arte marziale dei sardi. Samurra è uno picciocco che viene di 14, 15, 16, 18 anni. Esti a cominciare a governare questa energia, a donare il cammino. Non siete all'estero su voi si tira in numero e deve si fare questa somma. No, è un'educazione di aggressività di accusati, è didattica pura. 10 anni ci ho sposto. Quando ho festeggiato sta dire su torneo di Samurra, o quando è stato su 20 anni, arriva a famiglia, comprendete che su tornando a Ciapai. Saremo che noi siete a vesta di Samurra, eppure si incontrai, eppure si scambia cose papai, eppure fai musica, pure se Samurra, e poter permettere a spicciocco su denaro. Oggi Sadia è in mano dello altri, fatesi tutto altro, non ci trovo. E questa è una conquista, perché c'è la fiducia, gliela stai dando, se nunca non esiste, a noi si va a ma non è vero. Cioè questa gioventù che non è in nessuna parte, che basato su castiai non ci punti, no? E invece di noi sta ici, è che non dimandavo nulla io, non tu su guidavo, non tenevo fiducia e speranza, ma non funziona da ici. Teniti che alcuna cosa che è differente dall'educazione nostra, che tu sai più all'auso, c'è l'auso, e questo non è l'auso, però è una risorsa pura. E tanto sul discorso che va su Dio è sempre intergenerazionale. Chi non è intergenerazionale e chi è antipoetico non bestia su di nessuna parte. E serve un'altra cosa, che è quest'ultima. Ci deve preso stupare di questa malattia manna che teniamo come testato. Non siamo proprio buoni a essere riconoscenti. E questo è un danno di educazione che è diventata maleducazione, poi non costa nulla essere riconoscenti con esatto. E non si vuole l'uso gentile in arauso, no, a intrenoso. Naro posto, cercavo di avere dei presenti in questa arziara, dei animi di un popolo che a su 60% non imbocca la votare, poi da noi due, nemmeno che due rappresenta. Ti donare da isso. Non che abbiamo noi la questa politica, la sigo pure indipendentista, ma chi li tutte può donare sul voto? Non si riconoscevano, li abbiamo visti, autodeterminazione, tutto ciò che succede. Tocca da fare una cosa che non si vuole di Salasa a Palasa, che è più su vago appiccicata a questa logica des politica che a Savini ha rungulato questa bottega e noi su poca una muncia in mezzo. Tanto ti mando di avere, di cercare di essere il possibile sopraelevato. Mi scusate, insomma, che mi sono allungato troppo. Allora come bel Gavino. Buongiorno a tutti, benvenuto. Grazie a Johnny che ha fatto del catalizzatore, la catalisi serve per aiutare gli elementi base affinché la reazione avvenga. Come mai ha funzionato il meccanismo di invito dei giorni? Perché tutti siamo ormai in fibrillazione per queste votazioni. Due questioni sulle votazioni. Primo, quando abbiamo progettato questa incursione sulla legge elettorale, l'abbiamo fatto per un motivo di giustizia. In molti paesi della comunità europea addirittura non esiste lo sbarramento. La democrazia, la voi sanno arrangiare.
Questa proposta di legge presentata da Hirsi, Rovers e Torra ha avuto un grande consenso e appoggio sia personale che delle organizzazioni, eccetera. Tanto o la legge passa e quindi scendiamo al 3 e poi al 5 nelle aggregazioni, oppure, che è molto probabile, non passa, perché ovviamente questi qua mica si suicidano. Se non passa abbiamo una sola possibilità se vogliamo partecipare alle votazioni: fare una lista unica, perché questo processo di disgregazione e di competizione con l'obiettivo di egemonizzare, no, perché vinti gruppo non funziona per un sacco di motivi, non funziona. Tanto o facciamo una lista unica e come diceva Teresa, e traiamo battaglia convinti anche di perdere e di fare testimonianza, oppure l'altra soluzione, che è una via d'uscita, perché non abbiamo oggi le condizioni per fare 60 candidati a lista oggi che si candidano in questo sistema con un astensionismo del 50%, non acciappasa né i 60 candidati e non acciappasa quei 100-200 mila euro che devi bruciare per farti vedere un po', visto come è controllato il mainstream della informazione. E in questi 3 anni abbiamo visto cos'è il potere del mainstream, che cambia il nero, lo fa diventare bianco e viceversa. Tanto tornare alla situazione pratica, pragmatica, o facciamo una lista unica e poniamo su, quindi 60 homines. A quel punto dobbiamo scegliere anche un presidente che deve suicidarsi in quanto sarà l'unico che non, ma che sia attraente, rappresentativo, coinvolgente, eccetera, eccetera. Oppure la seconda via d'uscita: tutto il mondo all'interno di quei paletti indipendentisti, autonomisti, progressisti di un certo modo, eccetera, eccetera, narrano: noi non vi riconosciamo queste votazioni e quindi noi, insieme a quei 50.000, inviteremo l'uscita. Perché abbiamo, quanto vale? 8 mesi? Più pago. E quindi lo scenario di fare bindi lista non esiste realmente. Forse c'è la possibilità di farne una con una marea di problemi che abbiamo affrontato già nell'esperienza di autodeterminazione. Questo è lo scenario concreto. Secondo ragionamento, sempre sulla è stata, secondo me, una devianza strabica che intrenda i due cambiamo il mondo. Ci sono cascato anche lì, Claudio, e abbiamo avuto tutte le esperienze. Che miserabilità supponevamo fosse dal 0 a 10, invece va da 0 a infinito. Tutto interessa, tranne che l'interesse della collettività. Perché il mondo, il millennio, ma soprattutto dalla formazione della filosofia, diciamo, iperconsumistica, ha dilatato enormemente dai criaturas, da bambini, la competizione, come teoria da Jimi Hendrix. Cerco la parte innocente di un mondo robot della stessa vita, dove regna lotta divistica all'ultimo sangue. E c'è lotta divistica all'ultimo sangue anche tra di noi,
il virus ha preso tutti. Per cui vi chiede un ribaltamento di paradigma dove si mette in antitesi l'individualismo esasperato, l'accumulazione brutale rispetto agli interessi collettivi della società. E entrare lì dentro 1, 2, 3 non conta nulla. Anche quando eravate il Pistaz e tu sei stato segretario, paparos. E lì era l'occasione storica di fare una, no? Sì, Rivoluzione io sono stato indipendentista. segretario, ma ti assicuro che i nemici ce li avevamo soprattutto dentro. Esatto, vedi? Soprattutto dentro. Questo è lo scenario della... Per quanto riguarda... Chiedo scusa. Per quanto riguarda la pragmatica di questa situazione, non si scappa. No, non esiste. Secondo, il potere reale è dentro la regione. Chi decide? In parte, Questa regione. in parte, piccola parte. No, anche perché lo statuto, tutto quello che viene deciso voi andate a desinarla alla prima Camera e alla seconda Camera, al Senato e lì dallo straccio. Abbiamo l'esempio dell'Anzilotta che hanno stato fatto quel documento sulla sovranità, l'ha preso, che la fornì. Che è un articolo dello statuto? No, conta là. Nulla. Tempo perso, modificato. Che poi anche i devi criare, perché sono 70 anni che se ne parla per parlare del statuto. E però ognuno va oltre quel tipo di situazione. Ritorniamo. Comanda la regione? No. Nulla. Non comanda la nulla. Comanda l'Italia? Pressoché niente. Chi comanda? Il mondo. E noi, la Sardegna, è fuori da questo mondo? Siamo forse in qualche altro pianeta? O siamo coinvolti in questo scontro mondiale sino ai capelli? Senza accennare a basi militari e al resto o alle palle teoriche. Caruso non è una visione italiana. E boh. Poi noi cala di tutto e di più dai grossi fondi comuni di investimento che determinano oggi la guerra, che BlackRock ha investito su 6 aziende, una inglese e 5 nella Musu americana, che quel titolo rende un montone in ali, la guerra rende una marea di soldi. Se ammazziamo una pecora vale 50 euro, un bue. Uccidere uomini oggi è l'attività più redditizia al mondo e si incassano miliardi e miliardi di dollari, no? Bocchine, e rende un sacco di soldi. Quindi la regione Sardegna non comanda nulla. L'Italietta, già la Nubila fanno ridere, sono sull'attenti e fanno esattamente gli interessi che i grossi gruppi che governano l'economia mondiale, la finanza mondiale, ubbidiscono ciecamente, per dimostrare che entrare in regione serve relativamente, lo possiamo usare come momento tattico, ma non come momento strategico. Momento strategico non esce l'orizzonte lontano, ma l'orizzonte più ti avvicini più si allontana. Hanno un'idea, l'indipendenza. E affinché Sardegna, insieme alla Corsica, che siamo 2 milioni, siano un luogo di sperimentazione mondiale rispetto al crollo di questa umanizzazione che ha portato il mondo nell'orlo del precipizio economico, finanziario, umano, morale, di principi che noi saimisi ci hanno azzerato totalmente in quella sintesi che ha fatto Placido Checchi, che ha realizzato un processo di deculturazione, non si è invogliato,
acculturante. Se voi andate nelle scuole, vediamo il disastro. I nostri bambini non hanno più manco l'accento sardo. Quando lei è ubicata a Parma, non è in Gallia, ma lei è sardo. Non certo. E neanche l'ho affittata la casa da poco. No, razzismo pieno, anni 79, 80. Processo di deculturazione, acculturante. Però ho seguito 15 ragazzi che hanno iniziato a studiare assieme al liceo. Hanno fatto Erasmus, quindi hanno conosciuto l'Europa, hanno studiato a Torino, a Milano, tutti e 15 mi dicono: noi lì su non vogliamo viverci, noi finita la laurea, presa là il master o l'altro subito fatemme, rientriamo in Sardegna. Perché? Perché è l'unico posto che noi abbiamo conosciuto in Europa dove una certa umanità, una certa vivibilità, una certa rapporto umano ancora è caldo, non è freddo come l'altra ipotesi, dollari, è morte. Quindi c'è una grandissima speranza su questi giovani, ma dobbiamo ovviamente sollecitare. È una battaglia fondamentale, credo che sia la scuola, perché questo ha superato le nostre famiglie. È miliardi di volte superiore al volume di informazioni che una famiglia gli può dare, e questa è la realtà. Noi abbiamo accesso. Però questi, nella trasmissione culturale, sognano di rientrare di nuovo in Sardegna, quindi non fate disperare, è solamente una questione dello deve essere allo attrarre nella conoscenza della loro storia. Quindi tutto ciò che siamo sempre in noi, mettiamo come paradigma quello che sta succedendo al mondo. E che cosa sta succedendo al mondo? Che io divento milioni occidentali, e anche noi ci siamo dentro, hanno necessità di 7 miliardi, no? Che pompano ricchezza affinché noi possiamo viaggiare col SUS, vacanze sott'acqua, meno male che sono crevato sul piosso, sono fatto difficile, no? O che un pazzo, no? Saccheggi la società, accumuli talmente soldi perché gli è venuto in testa di piantare il basilico a Marte. Siamo dentro questa cosa. E non è che questa roba l'acquisiscono a Milano, in Toscana, a Roma. No, qua in Sardegna siamo coinvolti tutti in questa follia collettiva. Quindi o abbiamo su un miraggio visionario, affascinante, come diceva Bettina, poetico, come tenere Gainzu, e tu questo diventa attrazione, altrimenti devi spingere, ma voglia, forza per spingere non ne abbiamo. Dobbiamo inventarci, teorizzarci, praticarci quelli che siamo, come accendere un accendino dove siamo dentro una galleria molto buia, no? Ognuno è chiesire, ma se uno accende un accendino tutti vanno in questa direzione. Noi dobbiamo essere un accendino, un falò, un forte un vaghimus e mezzosette. Credo che questa riunione ci dà una misura di quanto questa cosa è sentita. Ovviamente ognuno la vede in forma differente. La magia sarebbe, e uso la metafora del grappolo d'uva, noi dobbiamo costruire il rastro e poi ogni accino diverso, dai Rossomori a Bainzuppiliu al Pizzazze, riescono a stare e a collaborare all'interno. Ce l'ha fatta l'organizzazione Bildu,
basca, e l'organizzazione galiziana, blocche gallego, sull'esercito. Infatti vi invito a studiare le procedure di come sono riusciti a creare da aiuto a frantumazione l'operazione che 10 anni fa il blocco gallego è arrivato al minimo storico del 3%. L'anno prossimo ci saranno le votazioni, il blocco gallego sta partecipando alle votazioni per vincere e hanno usato il metodo del grappolo d'uva. Poi abbiamo la capacità e questa a me mi fa piacere, solamente piacere, perché è vero che all'interno di tutti noi agisce un demone, c'è un fuoco ardente, ognuno è posseduto da questo demone che proviene dalla nostra profondissima storia. Sul Babunanno. Zaghiglione dessa femmina in Sardegna è sentita enormemente, perché il femminicidio qua non è esistito mai. Prima perché eravamo l'unico popolo che adorava un dio femmina, la Dea Madre. Chi trasmetteva il potere dell'annulare, il potere dell'annulare, lo amministrativa sa femmina, era tutto per matrilinearità. Chi ha portato al massimo la potenza della Sardegna è stata una femmina, Eleonora d'Arborea. Chi ha portato al massimo l'educazione collettivistica è stata mia nonna. E non è vero che vi non vi mandai, non una piadinari, ma chi manteneva i rapporti sociali, la diplomazia, fini assolutamente sa femmina. Quindi noi abbiamo enormi diversità, da canto da regionale, uno continentale. Io ho studiato in Italia, c'è una marea di amici, ma gente seria. E noi non stiamo creare distanze, interconnetterci con gli italiani, il popolo italiano ovviamente, non il governo italiano. Lì troveremo una marea di amici, spagnolo, catalano, abbiamo una rete internazionale molto forte. Ma quanto sto parlando? Mi autospengo con un senso di positività di questo incontro, essendo il primo già è una cosa buona, quindi abbiamo chiarito la pragmaticità di questo momento, no? La lucidazione deviante, che pensiamo che se ne mettiamo uno o due, chissà che la rivoluzione non si varia nulla. E chiudo con un esempio che chiarifica quello che sto dicendo. Io ho lavorato sia fisicamente in Corsica e abbiamo rapporti molto intensi da almeno 40 anni. Sono arrivati i francesi nella stessa situazione nostra, gli hanno proposto le palle più. I corsi gli hanno detto sì, a noi l'energia alternativa siamo proprio d'accordo. Quanto guadagniamo noi, quanto guadagnate voi? E il francese gli ha detto 1,5 i corsi. Ce n'è uno si è alzato, non posso fare il nome, dice ascolta, limpio o sporco? No, c'è sporco, è limpio 0,6. E l'analogo, mi devo calmarmi perché intimamente mi sento lacerato, perché io non posso sopportare che un francese valuti la mia persona o tutti i corsi 0,6 e voi 99,4. Avete capito che ci offende nella profondità della nostra cultura e della nostra serietà. Vi facciamo l'ultima proposta, 50% e 50%, mettiamo un terreno, mettiamo il vento e lo lasciamo girare e poi dividiamo sugli incassi 50 e 50.
Et lui a dit non, c'est pas possible, le notre chef il a ordonné differenti choses. Bene, alle 9 c'è l'ultimo, nave per Bastia. E mi raccomando, partite tutti e quattro, perché noi 12 ore sappiamo dove siamo. E forse quella nave non la prenderete mai più. Andiamo a Bastia. Mi sono piegato, au revoir, au revoir, au revoir, ciao, 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 sì, e hanno vinto, nonostante avessero tutte le autorizzazioni del governo francese, tutte le autorizzazioni della regione Sardegna, della regione Corsa, ma gli hanno detto, guardate, purtroppo dovete parlare con questi signori dei comitati, come sta succedendo, e loro l'hanno capito. Quindi la politica e l'imposizione è sempre un rapporto di forza. O noi riusciamo a costruire un rapporto di forza serio, no? Riusciamo a coinvolgere e a fare fermentare questa società sarda. Secondo me queste votazioni sono semplicemente che un incidente e speriamo di uscirne vivi e in piedi. Il gioco inizierà pesante e bello, perché noi siamo rilassati, arriviamo più sulla allucinazione, individualista di entrare lì dentro, perché io purtroppo ci sono entrato, meno male mi hanno lasciato un mese e mezzo, mica io fisicamente, morendo, da lì mi ho fatto 40 giorni, 40 notti in ospedale, perché ero spremuto, mi sono spremuto come un limone in 10 anni di attività di IRS che è costata 1 milione di euro. Per cui noi homines, grandi visioni, no? Su questi elementi moderni e un montone di navi. Ma qui abbiamo l'imprenditore con i baffi bianchi che ha un montone di soldi che ci permetterà con quei milioni che vuole a disposizione di ribaltare di forzare l'orizzonte, invece dell'uvagare rotondo avremo la forza di farlo quadrato. Credo che questa riunione, spero abbia un seguito, perché il dibattito è molto grosso, perché adesso la gente non sta aggregando nei partiti, si sta aggregando contro le paleoliche, che siamo all'inizio, perché nel momento in cui metteremo in discussione la Saras che produce 500 megawatt con scarti di petrolio, hai capito cosa succederà? Cantuinari isosompettene dalla nostra ipotesi di non far bruciare più petrolio ed era chiudono, quindi avremo 3.000 operai disoccupados, la Saras che ci attacca, i poteri forti che ci attaccano, eccetera eccetera. Quindi è bene conoscere il campo di battaglia, come diceva il grande filosofo Sun Tzu, no? E lì fare piani e strategie che nel lungo periodo ci portino alla vittoria, perché l'arco di trionfo non esiste, si sposta. Ma la cosa bella è che in questa nostra vita noi siamo divertiti a rivendicare la nostra cultura, tutto questo che mi hanno imparato il mio nonno e il nonno di mio nonno, che ho forme, no? Di vita differenti dai Lotus Atlas, è ovvio, come un Inuit è diverso dai Sutuare, che noi siamo in mezzo a quello, non è che noi dobbiamo tornare a Savilletta, no, dobbiamo sì, mi spiego adesso, la capacità e la presenza di sognare e praticare il nuovo mondo, il mondo nuovo, come qua, per Sardegna e Corsica. Scusatemi. Scusate che bel Gianfranco.